bollino rosso, proprio praticamente tutto fermo, non si va avanti, è da un'ora che siamo così. Traffico sostenuto, rallentamenti e code a fisarmonica. L'esodo del 1° agosto si è fatto sentire lungo tutta la rete autostradale del Veneto ed anche sulle strade provinciali e statali che portano al mare, ai monti e al lago di Garda. In mattinata la società Autostrade e Autovie Venete hanno optato per i bypass autostradali per decongestionare le arterie più intasate in direzione A27 e A28, con code in uscita ai caselli di Conegliano e Cordignano, code in uscita ai caselli di San Donà di Piave e San Stino. Chiuso anche il passante a più riprese che in giornata ha visto 4.000 passaggi all'ora. Giornata di passione per gli automobilisti diretti alle località di vacanza che è iniziata già dal tardo pomeriggio di ieri con un aumento progressivo e sostenuto del traffico. Coda? Ay, mucha. Aquí molta. Code segnalate in tangenziale a Mestre, fra Cessalto e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, in uscita il casello di San Donà di Piave, code in entrata in uscita il casello di Latisania e in uscita la barriera di Trieste e l'Isert. Lungo ed estenuante serpentone d'auto anche sull'A27 in direzione dei Monti, Cortina e il Trentino, con lunga coda in uscita il casello di Longarone. Sull'autostrada Palmanova a Tarvisio, traffico intenso in direzione Palmanova e flusso veicolare sostenuto verso Tarvisio, il confine con l'Austria. Sulla tangenziale di Mestre in direzione di Trieste, traffico intenso e code tra Terraglio e il bivio con la A27. C'è chi è stato più fortunato e le code le ha trovate solo in alcuni tratti. Autogrill presi d'assalto con code per i bagni e le pompe di benzina. Fino a qua è andata bene, vediamo da adesso in poi. Ma siete in coda da quanto? Ma non di tanto, diciamo mezz'oretta di coda, mezz'oretta. Ultima mezz'oretta, però la coda pure qua. E sarà una giornata da bollino rosso anche quella di domenica 2 agosto con traffico previsto intenso su tutta l'autostrada A4 in entrambe le direzioni, così come sulla tangenziale di Mestre. Previsti rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste e l'Isert e ai caselli di Latisana, San Donà di Piave e San Stino. E infine è fatto divieto di transito per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Code, rallentamenti e esodo da bollino nero che non sembra aver minato il desiderio di riposo dei molti vacanzieri che si sono messi in strada, risalendo magari lo stivale come questa famiglia di Napoli diretta a Bibione. Dopo un anno di lavoro. Però c'è la coda anche per far benzina. Eh sì, coda un po' dappertutto, ma dai, passerà.